nostri ascoltatori qui sulle note dell'Ottava di Mahler, che aprirà questa sera a Udine il cartellone del nuovo teatro, il Giovanni da Udine. Siamo all'interno del teatro stesso, qui siamo nel foyer. Ci sono voluti 86 anni perché Udine avesse questa sua nuova struttura, una bomboniera, qualcuno l'ha definito, una struttura tecnologicamente molto avanzata. Si tratta in effetti, come abbiamo potuto vedere anche da queste immagini, di una struttura veramente molto bella, e adesso andiamo anche all'interno per vedere come si presenta la sala al suo interno. Molta è l'attesa per la prima di questa sera. Lo spettacolo iniziale, l'Ottava Sinfonia di Mahler, avrà inizio alle ore 21. Ci saranno ospiti eccezionali, soprattutto il ministro degli esteri Lamberto Dini, e poi moltissime autorità. Ci saranno i 4 sindaci delle 4 città capoluogo della nostra regione, le autorità regionali, ci saranno 1000 invitati, 120 giornalisti di tutte le testate. Un avvenimento dunque molto importante per Udine, e proprio per questo noi abbiamo voluto dedicare a questo avvenimento uno speciale che è stato organizzato dalla testata giornalistica regionale in collaborazione con i programmi regionali. Con me a fare questo speciale, questa diretta, ci sono anche i colleghi Piero Vilotta e Armando Mucchino, la regia è di Giancarlo De Ganutti. Abbiamo anche molti ospiti ovviamente con noi, e stiamo raggiungendo il primo ospite, che ovviamente non può che essere il sindaco di Udine, l'avvocato Enzo Barazza. Allora, signor sindaco, innanzitutto una premessa. Una settimana fa l'inaugurazione e la benedizione, la consegna di questo immobile. Ad appena 7 giorni il via al cartellone. Lei aveva detto alla città: mi impegno per queste date, le ha tutte rispettate. È stata un po' una faticaccia, lo confessi? Sì, senz'altro, però devo veramente ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con grande entusiasmo, sia per completare un'opera imponente come questa a tempo di record, e sia coloro che hanno lavorato poi per l'organizzazione e per la gestione dell'avvio di questa stagione, che è estremamente importante. Ci sono state difficoltà, ma in mezzo alle difficoltà, che alla fine si vedono anche i caratteri, le volontà, le determinazioni, alla fine ce l'abbiamo fatta. Quest'opera è stata fortemente voluta anche dai suoi predecessori, oltre che da lei. Li vogliamo ricordare velocemente, dal sindaco Cadetto, Candolini, Bressani, Zanfagnini, Mussato. Vogliamo velocissimamente tratteggiare un po' l'iter per arrivare a questo teatro? Beh, certo, 1974 sindaco era il professor Bruno Cadetto, a lui risale la scelta dell'area e poi anche il bando di concorso nazionale per la costruzione di quest'opera. E poi Candolini dal 75 all'85, Candolini fu colui che assegnò la vittoria del concorso nazionale all'architetto Palpacelli, quindi la progettazione dell'opera, la progettazione preliminare, poi quella esecutiva, e anche con Candolini la prima pietra, il primo scavo. Ecco, scusi se la interrompo, qui intanto abbiamo visto le immagini che riguardavano proprio l'inaugurazione di 7 giorni fa, abbiamo potuto vedere anche alcune immagini di questa splendida sala, queste luci che sembrano un cielo stellato sopra di noi. Certo, da Candolini a Bressani, si possono completare, si rinvennero diverse insufficienze del progetto Palpacelli, da qui l'incarico di affidare all'architetto Giacomo Zimur e all'ingegnere Parmigiani l'incarico di rivedere profondamente il progetto, e oggi il progetto che è stato realizzato è il progetto che porta la firma Parmigiani Giacomo Zimur, e noi siamo molto contenti anche perché il progetto si sta rivelando estremamente funzionale, e mi pare che anche da un punto di vista di acustica venga riconosciuto come valido. Bressani, a lui dobbiamo un lavoro molto importante, secondo me, di superare una serie di intoppi di carattere burocratico, e poi con Zanfagnini l'acquisizione definitiva del finanziamento regionale, grazie al quale poi quest'opera è stata costruita, e poi Mussato l'avvio dei lavori. I lavori sono stati in realtà realizzati nell'arco di 4 anni, tra il 93 e il 97, e Mussato ha dato sicuramente una spinta importante per quanto riguarda i lavori. Io poi lo Infine Barazza, che è qui con noi, che ha tagliato il nastro, ma non soltanto, ma perché ha spinto perché si potessero rispettare le date, e non è poco. Ma che cosa significa per Udine e per il Friuli questa struttura?
Beh, è una straordinaria occasione per fare cultura e per far crescere non soltanto Udine ma tutto il territorio friulano. Noi confidiamo che il teatro possa essere effettivamente un motore culturale, ma un motore anche per l'economia, direi, del Friuli, visto che il teatro ha con sé anche un grande indotto. Il teatro deve servire a rendere Udine e Friuli più visibili nel panorama nazionale e nel contesto anche internazionale. Noi abbiamo voluto proprio partire anche dando l'idea di un insieme di reti di relazioni che vogliamo instaurare con gli altri teatri della regione e poi con le grandi organizzazioni culturali che operano a livello nazionale e internazionale. E tutto il cartellone anche di questa stagione inaugurale è un cartellone che assicura alla città di Udine tutta una serie di esclusive anche nel territorio regionale, in parte anche nazionale, quindi mi pare che sia una bella partenza e un bel modo quindi di avviare una stagione che dovrà essere la stagione che dà un po' l'impronta anche a questo teatro e al suo territorio. Ecco, del cartellone parleremo dopo con altri ospiti, parliamo di una cosa che forse è un po' più prosaica rispetto a quello che abbiamo detto adesso. Quanto costa questa bomboniera? Ma guarda, il progetto originario costava 54 miliardi, noi in realtà abbiamo completato l'opera con 30 miliardi e quindi abbiamo fatto un'operazione inversa che da molti punti di vista credo possa essere presentata come un modello a livello nazionale, forse anche internazionale. Con 30 miliardi abbiamo realizzato questa struttura, che è una struttura polivalente, che si presta a ogni tipo di rappresentazione, estremamente valida, molto complessa, anche da un punto di vista tecnologico estremamente avanzata. Ecco, adesso si tratta di gestirla al meglio. Mi pare che l'amministrazione comunale stia pensando proprio per questo alla creazione di una fondazione. Sì, certamente. Noi siamo in questo momento in una situazione di gestione provvisoria, di avvio, di primo impatto. Stiamo lavorando da qualche mese per arrivare a un assetto definitivo che sarà attraverso una fondazione. La fondazione è la formula che ci è stata indicata anche a livello ministeriale, mi è stata confermata anche pochi giorni fa nell'incontro che ho avuto a Roma con il dottor Bova e quindi andremo avanti su questa strada. L'obiettivo è quello di coinvolgere attraverso la fondazione non soltanto l'amministrazione comunale, che comunque sarà un partner importante, ma di coinvolgere anche altri enti pubblici, territoriali e non, e poi l'insieme delle forze culturali ma anche economiche significative della realtà udinese e friulana. Un'ultima domanda, signor Sindaco. Oggi abbiamo detto si comincia con l'Ottava di Mahler, un'opera mastodontica. Ci sono ben 6 cori, uno di questi è il coro del Verdi di Trieste. È un messaggio in qualche modo per la collaborazione all'interno della regione? Sì, è un messaggio molto chiaro che credo sia stato anche apprezzato dagli amici di Trieste, in particolare da Riccardo Illi come sindaco e dal vice sindaco Roberto Damiani che presiede anche l'ente regionale teatrale e poi fa parte del consiglio di amministrazione del Verdi. Volevamo dare il senso della volontà di collaborare e quindi noi vogliamo valorizzare le realtà nostre a livello musicale, a livello della prosa e a livello musicale la Filarmonica Udinese che questa sera inaugura, seppure in una veste integrata con altri elementi che vengono in particolare dalla Slovenia. Oltre a Filarmonica Udinese c'è il Collegio Musicum diretto da Walter Temel che sarà sostenuto dall'amministrazione, ma noi vogliamo anche collaborare con il Verdi di Trieste, con l'ente del Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia, con l'ente regionale teatrale e quindi con l'insieme delle realtà significative sul territorio. E poi c'è la collaborazione internazionale che questa sera vedremo, perché questa sera ci sono maestri d'orchestra e poi cori che vengono da diverse regioni e stati d'Europa. Ungheria, Slovenia. Ungheria, Slovenia, ma anche la Germania, perché i solisti, le voci dei solisti vengono proprio dalla Germania, poi la Repubblica Slovacca, quindi una grande produzione estremamente impegnativa, ma sono molto grato al maestro Carlo De Incontrera che ha osato e al maestro Anton Nanut che dirigerà questa che è una sinfonia estremamente corale e che vuole da un punto di vista politico e di messaggio dare il segno di questa grande volontà di collaborare a livello regionale, nazionale e internazionale. Bene, noi ringraziamo il sindaco di Udine, abbiamo parlato più volte di questo teatro come un gioiello della tecnologia oltre che come un gioiello dell'architettura, ma allora cerchiamo di andare a vedere all'interno. Per noi Armando Mucchino ha preparato un viaggio ideale insieme con i progettisti del teatro stesso. Dalla regia Giancarlo De Ganuti adesso ci farà vedere questo viaggio che noi abbiamo preparato anche per voi. Vediamolo. Il progetto del nuovo teatro Giovanni da Udine porta la firma dell'ingegnere Giuliano Parmeggiani e dell'architetto Lorenzo Giacomuzzi Mur, che ci conducono in un viaggio all'interno di questa struttura. Ma parliamo un attimo prima dell'esterno, della struttura. Architetto Giacomuzzi.
Per chi arriva da Udine il volume di teatro si presenta sulla base di un tappeto erboso, di un'aiuola erbosa, con diverse parti. La parte emergente, la parte più alta, sulla destra è la torre di scena. Subito accanto a questa, di poco più basso, è il volume che accoglie la sala e anche gli impianti elevatori che conducono ai vari livelli delle varie gallerie. Di fronte alla sala, in corrispondenza dell'ingresso vero e proprio del teatro, abbiamo il grande volume del foyer che è coperto da due velari a pianta triangolare. Ecco, qualche numero, metri quadrati, metri cubi. Il volume complessivo del teatro è circa 80.000 metri cubi. I volumi sono articolati su più livelli. In pratica gli spazi interni, sia quelli destinati al pubblico che quelli destinati ai servizi che quelli destinati agli impianti, assommano a circa 16.000 metri quadri praticabili. Ecco, entriamo nel foyer. L'ingresso al foyer ci vengono illustrati dall'ingegner Parmeggiani. Si penetra nel foyer dalla bussola d'ingresso e da qui si possono raggiungere tutti i piani del teatro, che è distribuito su 4 livelli, la platea e 3 gallerie. Questa distribuzione dei posti a sedere si vede anche dall'interno del foyer, che indica i diversi piani i quali sono situate le gallerie. Foyer come luogo di socializzazione, luogo di pre-teatro. Esattamente, un luogo di socializzazione, un luogo nel quale si sviluppano i rapporti interpersonali, perché il teatro non è solo un luogo dove si fanno spettacoli. Dal foyer entriamo finalmente nella sala, nel teatro vero e proprio. Siamo in platea, architetto Giacomuzzi. I grandi numeri di questo teatro e la filosofia, come si parlava per l'esterno, della sala. La sala ha una capienza di 1.200 spettatori. Gli spettatori sono distribuiti su 4 livelli. La platea, che ha una capienza di circa 600 spettatori, la prima e la seconda galleria con 150 spettatori ciascuna, la terza galleria, quella più prossima al soffitto, che ha una capienza di 300 spettatori. Poiché si desiderava avere una capienza variabile, questa si può ottenere lasciando vuota la galleria e quindi per gli spettacoli di prosa si riempiranno solo platea, prima e seconda galleria per una capienza di 900 spettatori. In realtà la capienza varia anche leggermente con la presenza o meno e con la variabilità dell'estensione della fossa d'orchestra. Questa si ottiene spostando le piattaforme che realizzano la fossa d'orchestra su diversi livelli e spostando le poltrone che possono essere collocate su queste piattaforme a livello di platea oppure su ripostigli a quello scopo predisposti. La pianta della sala è una pianta a ferro di cavallo, in sostanza la pianta tipica del teatro classico all'italiana. Questa pianta consente di ridurre la distanza massima dello spettatore dal palcoscenico, consente di avere le gallerie che si sviluppano anche sulle pareti della sala, in modo che gli spettatori in sala si sentano sempre circondati da altri spettatori. Ed ora con l'ingegner Parmeggiani saliamo sul palco. È un palco di dimensioni notevoli e soprattutto un palco ad alta tecnologia. Ingegner Parmeggiani. Sì, è dimensioni notevoli perché è stato pensato anche per fare spettacoli di lirica e quindi con necessità di spazi molto più consistenti che per uno spettacolo di prosa. Poi, come vede qui adesso, in questo concerto inaugurale, dove sul palco praticamente trovano posto più di 400 persone tra coristi e orchestrali, non si sarebbe potuto fare se il palco non fosse stato di dimensioni di questo tipo. E la parte vera e propria del palcoscenico, che è dedicata allo spettacolo, a circa 400 metri quadrati ed altrettanti metri quadrati ha la dorsale di scena, nella quale attualmente questo arredamento per lo spettacolo inaugurale si protende verso la parte posteriore. Siamo arrivati sul punto più alto del teatro, sulla torre di scena. Ingegner Parmeggiani, un progettista firma una struttura ma firma anche un'opera che si inserisce in una città, si inserisce nella storia di una città. Qual è la storia del teatro vista chiaramente dal suo osservatorio? La storia del teatro è che la città
lo aspettava da circa 90 anni. E sono stati fatti molti tentativi, anche molti progetti. Alla fine siamo arrivati al termine di questa fatica, che è stata una fatica molto consistente. Direi che la più grande soddisfazione che io ho, al di là di quello che può essere il piacere di aver firmato un'opera così consistente, perché di teatri non se ne fanno tanti generalmente, è quella di aver dato alla città in 4 anni, in 4 anni di lavoro complesso, difficile, molto attento, al quale hanno collaborato anche diverse imprese, in particolar modo poi l'impresa Crocchiati, che era l'impresa principale di questo edificio. Sono stati fatti anche sforzi notevoli per arrivare entro termini così brevi. Credo che a Udine sia una delle poche opere pubbliche che cominciano e finiscono in termini tutto sommato abbastanza brevi, perché una costruzione di questo genere di 30 miliardi, 80.000 metri cubi, averla realizzata in 4 anni di lavoro credo che sia tutto sommato un record. Dunque, dicevamo, sono passati 86 anni da quel lontano 1911, quando il Teatro di Udine, il teatro sociale, fu distrutto da un rogo. Un tempo estremamente lungo, fatto di tante attese, di tante speranze, di tante promesse non sempre mantenute. Ora abbiamo visto finalmente queste promesse sono diventate realtà. Nel frattempo Udine ha coltivato la sua passione per il teatro ricorrendo a una serie di rimedi, a sale piccole, sale decentrate, non sempre all'altezza di quella che era la passione, di quelle che erano le compagnie o gli spettacoli che venivano rappresentati. L'amore per il teatro, per lo spettacolo a Udine ha radici molto lontane e molto profonde. Le hanno indagate in questo servizio che stiamo per mandare in onda Lilla Cepac e Paolo Patui. Diciamo subito che il filmato è stato fatto qualche anno fa, ma è ancora estremamente attuale. Possiamo a questo punto vedere le immagini e cercare di capire come nasce e da dove nasce la passione per il teatro a Udine. È una fredda giornata di novembre dell'anno 1500. Filodrammatici locali rappresentano in piazza del Mercato Nuovo l'Eunuco di Terenzio. Un certo Vincenzo, chierico e decano del Duomo, interpreta la parte della prostituta Taide. È subito riconosciuto, arrestato, processato. A Udine il teatro iniziò così. Sfuggiti alle chiassose e scomode piazze, i teatranti udinesi del Cinquecento trovarono ospitalità sotto la loggia del Lionello o nella sala del Consiglio Comunale. Poiché mancavano misure di sicurezza, finirono più volte sfigurati dalle fiamme, come accadde nel 1601 al Grande Pantalone, Francesco Ricci. Danni e incendi si susseguivano e così le autorità proibirono l'uso del palazzo comunale e persino la sala maggiore del castello, perché spesso deturpata da compagnie di guitti. Solo alla fine del Seicento il conte Carlo Mantica fece edificare un teatro in piazza del Duomo. Fu inaugurato nel 1680. Ebbe l'onore di ospitare il capocomico Imer e Carlo Goldoni, al seguito della compagnia, perché innamorato della seconda attrice, Anna Tonina Ferramonti, che proprio a Udine e in quei giorni morì di parto. Ma nel 1754 la chiesa locale lo distrusse e al suo posto costruì la Cappella della Purità, assai più consona di un volgare teatro a fiancheggiare l'imponente struttura del Duomo. Nello stesso anno Giacomo Cicogna trasformò una palestra di via Ruscedo, la Racchetta, in un teatro un po' sconnesso.
Quel palco venne calcato persino dal magico Medevach. Poi una società di nobili famiglie commissionò a Tiberio Maieroni la progettazione del nobile teatro della Società di Udine. Fu inaugurato nel 1770 ed era nobile più di nome che di aspetto. Così Andrea Scala lo ristrutturò radicalmente. Venne riaperto nel 1853 con il Rigoletto di Verdi. Ora si chiamava Sociale. Aveva 3 ordini di palchetti disposti ad anfiteatro e 600 posti in platea. In quegli anni sipari e palchi spuntavano dovunque. La piccola sala di Via Manin e i suoi spettacoli di marionette. La sala più ampia del Minerva, costruita nel 1856 su progetto dell'architetto Zande Giacomo, proprio di fronte al Sociale. Udine aveva così la sua via dei teatri. Nel 1866 in piazzetta Bellomi, nel cortile della birreria Lorenz, sorse anche il Teatro Nazionale. Era più popolare, privo di palchetti. Vi si esibirono molti fenomeni da baraccone. Autan, l'uomo senza braccia, che suonava violino e cornetta usando bocca e piedi. Il nano Tom Puss, soli 75 centimetri di altezza, assai amato dalle donne. Al Minerva e al Sociale, invece, eleganti veglioni danzanti e dal 48 in poi stagioni memorabili con Adelaide Ristori, Bellotti Bon, Ernesto Rossi, Gustavo Modena, i fratelli Duse e Virginia Marini. Il meglio del teatro e dell'Opera Nazionale fece sosta a Udine per quasi un decennio. Nel 1880 fu inaugurata la Sala del Cecchini, luogo principe dell'avanspettacolo e pioniere della programmazione cinematografica. Fu il Cecchini a portare a Udine il primo film sonoro, L'Arca di Noè, nel 1930. Questo piazzale è tutto ciò che rimane del Teatro Nazionale. Nel 1906 fu trasformato in albergo e poi abbattuto. Il Minerva invece finirà i suoi giorni a causa della Prima Guerra Mondiale. Ora ne hanno fatto un supermarket. Nel 1922 si iniziò la costruzione di un nuovo grande teatro in Via Dante, ma di quel progetto si realizzò il solo piano terra. Nel 30 si bandì persino un concorso per un nuovo teatro, ma nonostante la partecipazione di architetti prestigiosi, non se ne fece niente. Solo il Sociale, ribattezzato Puccini, fingeva ancora di essere un teatro. Ma nel 36 il regime fascista lo smembrò e ne fece un cinematografo. Da quell'anno, sull'ormai ridottissimo palcoscenico del Puccini, di teatro se ne vide ben poco. E anche il Cinema Teatro Odeon, privo di torre scenica e di attrezzature funzionanti, tradiva la sua prevalente identità cinematografica. Come se ciò non bastasse, nel 64 si pensò bene di demolire del tutto anche il Puccini. Ora, al suo posto, c'è un negozio di abbigliamento. Il Cecchini, invece, è stato sostituito da un condominio. Non poteva certo essere il palamostre degno sostituto degli edifici teatrali che un tempo avevano dato prestigio a Udine. Così è stato approvato un nuovo progetto. Farà la fine degli altri? Abbiamo visto che l'ultimo progetto è invece arrivato in porto, non ha fatto la fine degli altri. Qui con me c'è l'autore di questo filmato, un filmato che è stato fatto nel 1991, è Paolo Patui. Patui, cerchiamo di colmare allora questo gap temporale fra il 91 e il 96. Che cosa è successo dal punto di vista dell'attività teatrale in questi anni, in questi 6 anni a Udine? Beh, è continuato a succedere molto, come del resto stava accadendo all'inizio degli anni 90, perché Udine ha pagato per assurdo lo scotto di essere una città con un'intensa attività teatrale, con una buona risposta di pubblico a questa attività teatrale,
però non avere una sala, un luogo adatto. Per assurdo io dico sempre che Udine penso sia l'unica città in Italia che dei suoi teatri storici non ha conservato un mattone, no? Ha continuato a distruggere però senza pensare a sostituire in maniera degna questi spazi. Però nonostante ci fosse questa assenza, l'attività teatrale è stata molto intensa. C'erano qui 2 stagioni teatrali, quella del Teatro Club e quella del Centro Servizi e Spettacoli di Udine, che organizza il Teatro Contatto, e che hanno sempre avuto una serie di proposte di altissimo livello con un'ottima risposta di pubblico. Poi dico che anche Udine ha questa situazione particolare di essere una città che organizza il Palio Teatrale Studentesco. Ormai sono molte le città che si sono un po' accodate a questo tipo di iniziativa, però il Palio Teatrale nasce a Udine e coinvolge migliaia di studenti in questi anni ed è una vera fucina non solo di futuri attori ma anche di potenziali spettatori. E poi a Udine opera la Civica Accademia di Arte Drammatica Nicopè, perché è un'altra struttura che promuove incontri, seminari, corsi per attori ma anche per operatori teatrali, quindi una città che ha un insieme di attività molto, molto forti, ed era veramente assurdo che mancasse un polo, un centro così nuovo e così adatto come il Nuovo Teatro. E nella sua ricerca di spazi, anche se provvisori o inadeguati, Udine attraverso il cartellone comunale è andato anche all'aperto con gli spettacoli, facendo delle stagioni diciamo estive che venivano fatte all'aria aperta. Certo, anche questa era una vecchia scoperta degli udinesi che negli anni 20 già avevano scoperto il piazzale del Castello, poi nel secondo dopoguerra avevano attivato l'Arena Italia presso l'arco dei Pecile, e questa attività all'aperto è continuata anche in questi anni, perché evidentemente il teatro è un momento che il pubblico di Udine sente ancora come un attimo di aggregazione molto importante e che quindi vuole vivere in tutte le sue dimensioni anche nella stagione estiva. Ringraziamo Patui e dobbiamo dire che evidentemente fare teatro all'aperto in una città come Udine, dove la piovosità è una fra le più alte d'Italia, non è certo agevole. Ora finalmente, come abbiamo visto, abbiamo un tetto, e che tetto, sopra le teste degli spettatori. Il nuovo teatro di Udine è stato intitolato a Giovanni da Udine. Non è stata una scelta facile, i nomi in lizza per l'intitolazione erano molti: Pierpaolo Pasolini, padre Davide Maria Turoldo, Candoni. Poi alla fine la scelta è caduta su questo personaggio, un grandissimo artista. Ma chi era? Forse non tutti sanno chi era Giovanni da Udine. Allora, per ricordare questa figura di insigne artista, vi proponiamo un servizio che ha curato Licio Damiani e che ci mostra un po' lo sviluppo dell'arte di questo personaggio che è nato a Udine ma che è diventato famoso in tutto il mondo. Giovanni da Udine merita di essere lodato fra i maggiori della sua professione, così Giorgio Vasari nelle vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori scrive dell'artista friulano a cui è intitolato il Teatro Comunale. Giovanni, detto anche ricamatore dalla professione del nonno, nacque a Udine nel 1487, morì a Roma nel 1561, è sepolto nel Pantheon accanto a Raffaello, di cui fu allievo e collaboratore. Del personaggio e della sua opera parliamo con il dottor Giuseppe Bergamini, direttore dei Civici Musei di Udine e storico dell'arte, e parliamo proprio qui in Piazza Libertà, sotto la torre dell'orologio disegnata da Giovanni, e non poteva esserci scenario più adatto per parlare di quest'artista. Ma chi era Giovanni da Udine, Bergamini? Ma sintetizzando, direi che era un grande pittore, scultore, architetto friulano che seppe portare l'arte della nostra terra a Roma e l'arte di Roma nella nostra terra. Giovanissimo Giovanni va a bottega da Giovanni Martini, un pittore della scuola tolmezzina. Se pensiamo che le opere maggiori di Giovanni Martini sono la pala del Duomo di Udine, soprattutto il grande altare di Mortegliano, direi che Giovanni Martini avrebbe dovuto imparare una certa crudezza di movimento e di intaglio, Giovanni da Udine sì, dal Martini, e che forse però non imparò, visto che non conosciamo le opere giovanili. Il Vasari racconta che da ragazzo Giovanni ritraeva tutte le sorti di animali e di uccelli andando a caccia col padre, quasi un preannuncio di quello che sarà il suo gusto miniaturistico. Può essere, ma sappiamo che il Vasari ha saputo vestire anche di poesia le vite degli artisti e dei nostri particolarmente, Giovanni da Udine e Pordenone, che personalmente conobbe. Giovanni va a Venezia. Sì, c'è una leggenda che lo vuole allievo del Giorgione
E a dire la verità esistono delle opere d'arte che potrebbero anche supportare questa leggenda. Sappiamo peraltro che proprio il Vasari ha saputo dare dei nobili natali e una giovinezza splendida ai nostri artisti, ma che i documenti non sempre riescono a dar ragione alle parole del Vasari stesso. A Roma si recò a 28 anni, raccomandato a Raffaello da Baldassarre Castiglioni, l'autore del Cortegiano. Sì, è il momento maggiore della vita di Giovanni da Udine ed è quello che noi conosciamo meglio, un Giovanni da Udine che viene definito l'allievo prediletto di Raffaello, un Giovanni da Udine che seppe vivere nell'arte, possiamo anche dire minore, nell'arte della decorazione, capacissimo nel disegnare, capacissimo nel trasmettere poesia alle sue cose, tanto che pare che uno dei suoi libri di disegni nel quale aveva espresso tutta la felicità della natura attraverso uccelli, attraverso animali vari, attraverso verzure, fosse un libro talmente amato da Raffaello che il Vasari lo definì appunto il trastullo di Raffaello. A Roma quali opere lavora insieme a Raffaello? Bene, a Roma lavora alla Farnesina, lavora nella loggetta, nella stufetta del Cardinale Bibbiena, lavora soprattutto nelle logge raffaellesche dove si esprime al meglio e dove compie dei miracoli tra stucco e pittura, dei miracoli prospettici e di poesia ancora. È andato più volte a Roma? È andato più volte a Roma, ritornando ogni tanto nel suo amato Friuli, dove ebbe modo di avere anche incarichi importanti, ma dopo la morte di Raffaello, di questo parleremo poi. C'è un aneddoto curioso, nel 1350 l'artista va a Roma come pellegrino, vestito da pellegrino, fra la gente bassa, dice il Vasari, e nella Basilica di San Paolo incontra chi? Incontra il Vasari, che appunto ricorda questo episodio nelle sue vite. Ricordiamo adesso le opere friulane di Giovanni. Siamo in piazza Contarena o piazza della Libertà e alle nostre spalle c'è la torre dell'orologio, che è un compromesso tra architettura veneziana e architettura romana. Più lontano ancora, sempre alle nostre spalle, c'è il grande castello di Udine, il Palazzo Castello, costruito nel 1517 dal Fontana sulle rovine del precedente distrutto dal terremoto, e per quanto si sa e per quanto ricordano i documenti, Giovanni da Udine, che nel 1539 fu proto ed architetto della nostra città, portò a compimento il disegno del Fontana, e a lui si deve la parte superiore del castello di Udine, insieme con lo scalone che dà sul piazzale esterno, che viene chiamato appunto lo scalone di Giovanni da Udine. A Giovanni ancora va assegnato il campanile della torre di Santa Maria, il campanile della chiesa di Santa Maria, anch'esso distrutto dal terremoto del 1511 e costruito a partire dal 1526. Rimane come opera sua la fontana di Piazza San Giacomo, che è una fontana modellata sullo stile romano. Risistemò la sua casa di famiglia in Vegemona e naturalmente eseguì opere a fresco, che sono forse quelle che gli hanno dato maggior gloria, cioè la decorazione del castello di Colloredo, di una stanza del castello di Colloredo, e ovviamente una stanza nel palazzo arcivescovile di Udine. Io ringrazio Giuseppe Bergamini e restituisco la linea. E dunque abbiamo capito, scoperto, analizzato la figura, abbiamo scoperto chi è Giovanni da Udine, abbiamo capito cosa era la sua arte, la sua grande arte e anche il perché l'amministrazione civica di Udine ha voluto intitolare a questo grandissimo personaggio il nuovo teatro. Fin qui abbiamo parlato dunque del teatro, della sua storia, del suo nome, delle sue strutture, ed è venuto tempo di parlare ora dei programmi, del cartellone, e partiamo dal cartellone di prosa. Ce ne parla Armando Mucchino, che si trova nel foyer del teatro con alcuni ospiti. Gli cediamo subito la linea. 16 spettacoli per 64 serate, questi i grandi numeri del cartellone di prosa, ma per parlarne abbiamo con noi Renato Quaglia, che è il consulente del Giovanni da Udine. Quaglia, qual è la filosofia che ha guidato la scelta per questa prima stagione, quindi una stagione importantissima per il Giovanni da Udine? Una stagione importantissima che si apre alla fine di un secolo che per quello che riguarda il teatro ha visto come nessun altro porsi in contrasto idee di teatri molto differenti tra loro. Il teatro di regia, il teatro d'attore, il teatro di tradizione, quello di innovazione, quello di parola, quello di immagine. Ecco, questo primo cartellone intende presentare
più che un genere o un tipo di teatro, intende presentare i tanti teatri possibili per questa fine di secolo. Ecco quindi qualche nome che ci può illustrare queste vostre scelte. È dai grandi della scena internazionale come Bob Wilson, che presenterà insieme con l'interpretazione di Dominique Sanda un testo di Ibsen straordinario, presente in Italia solamente a Ferrara, Modena e Udine, una coproduzione con questi teatri, a altri lavori internazionali come quello di Thierry Roazan, un'Antigone realizzata dal Festival di Avignone con attori sordomuti, quindi a evidenziare un lavoro sul segno prima che sulla parola, ma anche la Dame de Chez Maxime con Mariangela Melato per la regia di Alfredo Arias. Una programmazione che incontra anche i grandi registi del teatro italiano, da Luca Ronconi a Massimo Castri o a Cesare Lievi, e i grandi autori che sono riusciti a fare del teatro europeo uno dei teatri con una drammaturgia più complessa e più vicina a una contemporaneità, che oggi ci permette di dire che forse questo programma è il programma di un teatro che vuole essere teatro di confini, non solamente geografici e culturali, ma confini tra generi, tra opzioni, tra opportunità, insomma tra un teatro di confronti e di opportunità per lo spettatore. Quale spettacolo non vorrà perdersi? Sicuramente l'apertura è affascinante, perché pensare un Romeo e Giulietta, il grande testo di Shakespeare, riletto con le musiche di Prokofiev e con la coreografia di Maillot, spettacolo di danza che apre una stagione di prosa, è da non perdere, perché è un segno di un teatro che vuole essere teatro di confini, multidisciplinare, internazionale, ma è solamente per avere un avvio e poter così dire che non si potrà perdere nessuno spettacolo di questa stagione. Ringraziamo Renato Quaglia, restituisco la linea. La prima assoluta del nuovo teatro di Udine dunque si apre stasera con la Ottava Sinfonia di Mahler. Incomincia nel segno della musica e dopo tanti filmati e dopo tanto parlato è venuto il momento di fare uno stacco appunto nel segno della musica, uno stacco musicale. Noi abbiamo registrato durante le prove dell'Orchestra Sinfonica e dei cori alcuni momenti dell'Ottava Sinfonia di Mahler. Avvertiamo subito che si tratta di prove per quanto riguarda la musica e di prove per quanto riguarda la ripresa, ma ascoltiamo.
Queste poche immagini sono soltanto un assaggio di quello che sarà lo spettacolo, di quello che sarà l'esecuzione della sinfonia di questa sera, ripetiamo l'ottava di Mahler, e dalle immagini che abbiamo visto si capisce anche perché questa sinfonia è stata chiamata la Sinfonia dei Mille, uno scenario pieno di coristi oltre che di strumentisti. Ma dopo la musica vera, dopo la musica suonata, passiamo per così dire alla musica parlata. Cediamo la linea a Piero Villotta perché ci illustri il programma dunque musicale del Giovanni da Udine. Sì, la musica non può essere parlata, ma abbiamo visto queste note che sono state le prime a risuonare sotto questo cielo di stelle del teatro di Udine con tutte queste sue lucine. Sono soltanto le prime di un grande cartellone, un cartellone che è stato scelto dal maestro professor De Incontrera, Carlo De Incontrera, noto in regione per tutta la sua ricerca in campo musicale. Parliamo del cartellone prima che di Mahler. Lei ha fatto un cartellone che in qualche modo spazia in tutti i generi musicali. Sì, è vero, ho voluto per questo primo anno udinese, per questa prima stagione del Giovanni da Udine, dare un panorama estremamente vario, eliminare quei confini che spesso esistono nelle programmazioni, no? Dunque c'è la lirica, c'è il jazz, c'è il rock come il concerto sinfonico, c'è la danza, c'è veramente di tutto. E dunque ho voluto soltanto offrire tutto questo come interpreti assoluti, cioè il meglio che si trova al mondo. Qualche nome basterebbe: Misha Maisky, il leggendario violoncellista, pensiamo a Gidon Kremer con la sua incredibile orchestra baltica, pensiamo per la danza a Caroline Carson, pensiamo anche all'Orchestra Filarmonica di Udine, naturalmente, che è una forza che opera qui in città e di cui la città deve essere orgogliosa. C'è anche in cartellone un'altra formazione udinese, e questo dimostra anche l'attenzione che ho voluto dare a quelli che sono le forze musicali e culturali della città, e si tratta dell'orchestra dell'Università di Udine, che è un'orchestra di giovani che io ho già utilizzato nell'ambito del Mittelfest di quest'anno e che ha dato una prova straordinaria. Maestro, si tratta anche di un cartellone di grande collaborazione. Pensiamo alla venuta del Verdi di Trieste per le opere, pensiamo a quello che questo teatro vuole essere in un'area così di confine, di collaborazione fra paesi diversi ma di grandissima tradizione musicale. Ma certamente è chiaro, il Verdi di Trieste è l'ente lirico regionale, l'abbiamo detto, come dire, in tutte le salse, come si usa dire, nessuno qui ha in mente di fare concorrenza a chi che sia. Naturalmente si tratta non soltanto però per il futuro di importare delle cose, ma si tratta anche di pensare a coproduzioni, e si tratta anche di pensare in termini di collaborazione reale, più stretta, dunque questo naturalmente accadrà. Noi però, a proposito di produzione, facciamo una produzione quest'anno, una produzione che è un po' legata forse al fatto che ho anche qualche dentino da professore che duole in certi casi, no? E dunque il problema della ricerca. Ecco, il problema della ricerca. Nella biblioteca di Udine c'è un manoscritto veramente prezioso, fa parte degli straordinari beni musicali, culturali custoditi in questa città, e si tratta dell'unico autografo, purtroppo del solo primo atto, di un'opera di Baldassare Galuppi, musicista veneziano che ebbe una fama assolutamente internazionale, fu per 3 anni maestro di corte a San Pietroburgo, presso la corte della zarina, di Caterina la Grande. E il manoscritto autografo che si conserva qui a Udine è un'opera, Il Re Pastore, su libretto di Metastasio, lo stesso libretto che il giovane Mozart, quindi musicherà di lì a poco. Come dicevo, esiste soltanto il primo atto. In alcune biblioteche europee sono però conservate 4 arie del secondo atto. Queste sono state, come dire, fanno parte di quella ricostruzione, di quel restauro che il professor Franco Rossi della Fondazione Levi di Venezia ha messo insieme, ricucendo e ricostruendo dunque questa partitura nella sua interezza, e che qui verrà eseguita
con la collaborazione, ecco un esempio tipico di collaborazione internazionale, con la collaborazione del Fondo Russo per la Cultura, dunque verrà replicata a Mosca, a Pietroburgo, in altre città della Russia, oltre che in altri teatri evidentemente d'Europa, e a dirigere il tutto sarà la Tatiana Grindenko, la famosa violinista, a capo della sua straordinaria orchestra che è l'Accademia di Musica Antica di Mosca. Professore, è il caso di chiamarla così. Veniamo a questa sera, Mahler. Perché Mahler? Io sono un po' reduce degli anni del 68 e ricordo quando praticamente Bernstein riscoprì questo autore e noi allora ragazzi lo amammo particolarmente. E lei oggi lo riscopre per molte ragioni, mi ha detto, e lo porta a Udine per molte ragioni. È una scelta la sua terribilmente pensata. Ce lo dico un po' in sintesi. Beh, diciamo, potrei dire viscerale, io adoro Mahler, d'altronde credo che la mia specializzazione professionale è proprio quella della cultura austriaca, mitteleuropea, fine secolo, primi anni del Novecento. Non a caso sono stato curatore scientifico di molte operazioni veneziane. Anche la mostra che è stata allestita qui è una mia mostra fatta per il Teatro La Fenice di Venezia nel 84, quando La Fenice aveva realizzato tutte le sinfonie di Mahler. È una mostra che vediamo nel filmato che scorre adesso? Sì, è la mostra che vediamo nel filmato che scorre adesso, infatti. Dunque, dicevo, come dire, la scelta è stata quasi istintiva, no? Naturale per me, ma scusate. Ma a parte questo fatto bisogna considerare che questa partitura è di una grandiosità, di una straordinarietà come forse nessun'altra per inaugurare un teatro. È un evento, è immensa, è la dimostrazione della voglia di dire finalmente abbiamo un teatro, siamo qui. Non è una cosa in sordina. È la Sinfonia dei Mille, già qualcuno l'ha detto prima di me in questa trasmissione. Noi la facciamo con 450 esecutori, che è una enorme quantità di musicisti che partecipano a questa esecuzione. È chiaro che non occorre farla in 1000, però fra le immagini qui per esempio c'è anche una fotografia, forse potremmo magari avvicinarsi? Non credo, no. Va bene. C'è una fotografia in cui si vede Mahler sul podio a Monaco nel 1910 che dirige una prova di questa sinfonia, dove avevano suonato e cantato 1028 esecutori, da ciò il titolo La Sinfonia dei 1000, ma normalmente la si fa con 280. Comunque maestro, si comincia in grande. Si comincia in grande e che sia di buon auspicio per il futuro del teatro udinese, e con questo ripasso la linea. E da questo collegamento abbiamo visto non soltanto tutte le offerte del cartellone musicale, ma anche come sia ricco, comparandolo con quello della prosa, il cartellone complessivo del Teatro Giovanni da Udine alla sua prima stagione. In tutto ben 35 titoli. E per chi vuole abbonarsi ci sono anche delle novità. Infatti è stato approntato un sistema, grazie a tutti i nuovi strumenti dell'informatica, un sistema che permette di abbonarsi con grande facilità e addirittura di poter colloquiare anche con altre realtà al di fuori della nostra città. Ma per saperne di più ci ricolleghiamo nuovamente con Armando Mucchino, che ci spiegherà meglio come funziona questo sistema. Qui con me c'è Angelo Ventura e Alessandro Malcangi, due dirigenti dell'assessorato alla cultura del Comune di Udine, che hanno anche permesso il decollo di questa struttura, di questo teatro, un'opera sicuramente titanica. Ventura, vi è venuta però in soccorso l'elettronica. Ecco, sì, per l'elettronica ci è venuto in soccorso, posso portare l'esempio della biglietteria informatizzata che ci ha permesso fino adesso di vendere gli abbonamenti, e da domani ci permetterà di vendere i biglietti per tutta la stagione. Da domani si potrà venire a comprare il biglietto per qualsiasi spettacolo della stagione. In più questa biglietteria ci permette di collegarci con i maggiori teatri d'Italia direttamente. Per esempio, non so, il Verdi di Trieste, sarà possibile col Verdi di Trieste da Udine comprare i biglietti per il Verdi di Trieste e dal Verdi di Trieste comprare i biglietti per il teatro di Udine, e questo sarà possibile anche con altri teatri d'Italia, per esempio il Carlo Felice di Genova, il Massimo di Palermo e non ultimo la Scala di Milano. Questo sistema nel giro di pochi mesi sarà ancora migliorato, perché
saremo collegati con internet e da qualsiasi luogo d'Europa sarà possibile comprare i biglietti e pagarli con una carta di credito. Abbiamo parlato finora di biglietti, ma ci sono anche gli abbonamenti, tante soluzioni. Malcangi ci può spiegare così a grandissime linee come uno si può abbonare a questa prima stagione e chiaramente anche alle prossime del Giovanni da Udine? Sì, sono stati pensati e costruiti pacchetti diversi per la prosa e per la musica. Per la prosa c'è un abbonamento all'intera stagione, per l'intera stagione a 16 spettacoli, uno ridotto a 12 e 2 ad 8 spettacoli in Formula A e in Formula B. Per la musica abbiamo costruito un pacchetto intero da 17, 13 spettacoli sinfonici e 4 opere liriche, e 2 abbonamenti ridotti a 9, 7 più 2 che abbiamo chiamato C, abbonamento C, e 7 più 2 opere che abbiamo chiamato abbonamento D. Gli abbonamenti A e B della prosa e C e D per la musica possono intrecciarsi tra di loro. C'è poi l'abbonamento più grande che abbiamo chiamato Omnibus, che consente l'abbonamento sia a tutti gli spettacoli di prosa che a tutti gli spettacoli della musica. Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani, il futuro del teatro. Per essi sono stati praticati dei prezzi veramente favorevoli. Si può veramente dire troppa grazia e restituisco ancora una volta la linea. E dal programma torniamo di nuovo allo spettacolo di questa sera. Mancano ormai 5 ore, un po' meno di 5 ore per il via alla Ottava Sinfonia di Mahler. Questa sera è uno spettacolo per inviti, da domani potranno partecipare invece i primi abbonati o quanti hanno attraverso il sistema informatico prenotato il loro posto all'interno del Giovanni da Udine. Di scena per l'Ottava di Mahler l'Orchestra Filarmonica di Udine, che è diretta dal maestro Anton Nanut. Il collega Piero Vilotta è nel frattempo entrato in sala, ha abbandonato il foyer, si trova proprio con la vicepresidente della Filarmonica di Udine e con il maestro Nanut, e quindi gli cediamo subito la linea. Sì, siamo qui sul palcoscenico del teatro, in questo teatro, in questo palcoscenico dove questa sera 450 elementi si esibiranno attaccati alla bacchetta del maestro Nanut, e sono qui con la vicepresidente, la signora Letizia Della Marina, che non è solo la vicepresidente della Filarmonica Udinese, è l'anima della Filarmonica Udinese. Lei l'ha in qualche maniera fatta crescere. Oggi vede questa creatura, questa orchestra, che questa sera è rinforzata fino a 145 elementi, ma di solito ne conta un centinaio, e lei la vede crescere fino a questo traguardo. Ci dica qualche cosa, come ci si è arrivati? Sì, dire che siamo emozionati e commossi è dire poco, perché l'Orchestra Filarmonica di Udine è nata, direi, proprio con la tenacia tutta friulana, perché in tanti anni, pur essendo una struttura a carattere privato, ma con pochi aiuti, direi, dagli enti, con gli sponsor privati che sono stati determinanti anche per dare fiducia a questo gruppo di orchestrali, che è nato veramente con 1000 entusiasmi. Per cui questo è veramente un realizzare un sogno che accarezziamo da anni. Una volta Udine era un po' zona di confine, fra l'altro, quindi forse anche un po' trascurata, direi, da quello che è la visione generale dell'Italia. Improvvisamente invece ci troviamo fuori il fulcro dell'Europa e dei tempi moderni, quindi direi che questo collegamento anche con un grande direttore sloveno che quindi ha dato il punto di forza alla cosa, che unisce un po' in questa ottica europea, direi che possiamo veramente dire che partiamo col piede giusto. Ma, la partenza c'è già stata, poi bisogna anche sfatare qualche cosa, perché l'Orchestra Filarmonica di Udine non è un'orchestra stabile, supplisce con un entusiasmo, una coesione personale molto forte al fatto di non essere stabile in sostanza. Infatti ha dovuto ricorrere a aiuti anche di sponsor privati, quindi devo anche citare la Banca Popolare Udinese e la Electrolux Zanussi, che già anni addietro hanno avuto fiducia in questa struttura, per cui è cresciuta un po' alla volta con selezioni, con programmi sempre più impegnativi e direi con una crescita continua.
per cui i nostri orchestrali sono tutti professionisti selezionati, sono tutti ragazzi che danno il cuore per questa orchestra, quindi questo si vede e credo determini anche la riuscita. Già col maestro Nanut, che è stato un grosso personaggio per impostare anche programmi, chiamiamolo così, difficili, impegnativi. Abbiamo subito messi di fronte a autori tipo Schnitke, tipo la Gubaidulina, tipo Mahler, quindi autori direi che pensavamo, avevamo qualche dubbio sull'accoglienza. Invece devo dire che anche il nostro pubblico, che ci segue sempre, che ci appoggia continuamente, ha gradito questa innovazione, questa proiezione in futuro, questa proiezione direi avvenirista, ecco, anche come orchestra che di solito copre quei 70-80 elementi e arriva fino a 100. In questo caso è stata un po' ampliata per l'ottava di Mahler. E allora passiamo adesso a quello che è il direttore vero e il creatore, possiamo ancora dire, di questo complesso musicale. E in questo momento stiamo vedendo una prova Maestro Nanut, è la sua orchestra ormai, è una delle sue orchestre o la sua orchestra. Lei l'ha portata a questo punto, lei è stato scelto dagli udinesi per questo compito, lei questa sera inaugura il Teatro di Udine. È il segno che gli udinesi friulani hanno visto in lei un professionista capace di tutto questo, direi un professionista adatto a tutto questo, anche se sta qui poi a 2 passi, insomma, perché Lubiana non è che sia molto lontana. Lei come affronta questo incarico? Prima grazie, poi io credo, ma per parlare prima di Mahler, che in questi giorni, che era per noi un gran lavoro, anche l'orchestra che non ha suonato prima molte volte Mahler, è la seconda volta che fa una sinfonia e questo proprio l'ottava, ha dimostrato delle capacità enormi. Per dire la verità, è l'orchestra tanto preparata che si può dare i complimenti che si danno a tutte le orchestre al livello più grande d'Europa. Conviene anche lei che l'entusiasmo e la preparazione dei singoli supplisce al fatto di non essere stabile? Ma questo si dovrebbe discutere un po' più, perché molte volte la stabilità non dà tutto, non rende tutto, rende la stabilità del lavoro, rende la stabilità di non lasciare accomodarsi troppo sulle richieste, ma anche sui doveri. Per fare molto per l'arte la prima cosa è il lavoro e anche l'amore per l'arte che la facciamo. E io ho visto qui a Udine con i ragazzi che sono tanto entusiastici, perché per dire non sono pagati molto bene per sto lavoro, e non sono questi ragazzi qui, anche quando chiamiamo qualche personaggio di aiutarci, ho detto a un cornista che non è della nostra orchestra, ma per questa responsabilità dell'ottava, ho detto io sono venuto perché suoniamo l'ottava di Mahler. Io penso che il maestro Carlo de Incontrera ha avuto una grande idea di presentare sto Mahler a Udine per l'apertura di questo bellissimo teatro, che saranno orgogliosi tutti di sto teatro, ma anch'io ho avuto molta paura, va bene, diciamo, ho già venuto prima al teatro, ma sentire i primi suoni nella prima prova era per me, ho avuto paura, come andrà l'acustica? E devo dire, l'acustica è meravigliosa. E l'acustica è meravigliosa e anche il teatro è bellissimo. Vede queste scintille qui, questa bellezza dell'architettura che sicuro aiuta anche dalla fronte dai musicisti, vista sì, da questa parte a una esecuzione.
e credo e sono sicuro che l'apertura di questo teatro sarà una nuova era per Udine. Noi ce lo auguriamo con lei, maestro. No, sono sicuro che queste, si dice, Mahler ha detto, non è più musica, ma è un universo di idee e di emozioni. Io lo credo che non si spegne. Non si spegnerà con questa prima? Mai. Ecco così. E con questo ripassiamo la linea. E dopo le parole del maestro Nanut non ci resta che ovviamente attendere l'esecuzione dell'8ª sinfonia di Mahler questa sera alle 9. Ricordiamo ai nostri cortesi ascoltatori che la sinfonia sarà ripetuta anche domani. Oggi abbiamo già detto era per invito, domani invece sarà per tutti quanti. Termina dunque qui il nostro speciale dal Giovanni da Udine, il Teatro Nuovo di Udine. Ricordiamo anche che questa sera verso le 10 la terza rete radiofonica della RAI si collegherà in diretta con il teatro per far ascoltare in tutta Italia le note dell'8ª sinfonia. Noi daremo anche conto dell'avvenimento della prima questa sera in nostro telegiornale e poi successivamente nei prossimi notiziari regionali, e l'8ª di Mahler, che sarà integralmente registrata sia per la radio che per la televisione, sarà prossimamente mandata in onda sia appunto alla radio che alla TV. A questo punto non mi resta che ringraziare tutti gli ospiti della nostra trasmissione, il regista Giancarlo De Ganutti, gli operatori, i tecnici, quanti hanno collaborato alla buona riuscita della nostra trasmissione. Da Piero Vilotta, da Armando Muchino e da Bruno Damiani che vi parla, dunque a tutti voi gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori l'augurio di buon pomeriggio.